Sì. Allora, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Oggi noi qui nello stand della Regione Friuli Venezia Giulia presentiamo due candidature importanti internazionali. Presentiamo la candidatura oggi qui di Burda Collio Quei, sito UNESCO, per cui abbiamo qui rappresentanti l'assessore Gibelli, l'assessore della cultura, l'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Bini, poi lasceremo la parola al rappresentante slovena, la signora Novak, e poi anche al sindaco di Cormons che rappresenta i 9 comuni del Coglio, Roberto Felcaro. Perché facciamo questo? Ma direi che in Barcolana, con la mediaticità che ha, scusate il gioco di parole, insomma la presenza di tanti media qui, televisioni, giornali, giornalisti che seguiranno queste miti a 1700, 1600, quanti iscritti abbiamo? Ecco, oggi 1424 imbarcazioni, che è già un grosso record, perché quando qualche mese fa con il presidente della Barcolana parlavamo, sarebbe stato già un risultato ottimo in era Covid, 1000 barche. Mi ricordo che così tu mi avevi spiegato. Essendo già arrivati a 1500 barche, direi che è un record per il clima che purtroppo viviamo importante. Perché abbiamo scelto Barcolana? Abbiamo scelto Barcolana assieme alla Regione perché ci teniamo molto a queste due candidature, perciò Coglio Burda Quei, ma anche Nova Gorizia e Gorizia, Capitale della Cultura 2025. La Regione è con noi, la Camera di Commercio, che io rappresento dalla Venezia Giulia, fa da promotore assieme a tutti gli attori qui presenti, per cui cosa succederà? Cosa potrebbe succedere? Se vinceremo le candidature, ci sarà per questo territorio, ma non solo, per tutta la Regione, un afflusso turistico di non poco conto e investimenti per poi creare la candidatura. Per cui io, fatta questa presentazione, mi sono inventato speaker e presentatori in questo momento, lascio la parola all'assessore Gibelli alla cultura e allo sport, che ci spiegherà i motivi per cui la Regione porta avanti questa candidatura. Allora, innanzitutto un grande ringraziamento alla Barcolana e al suo presidente, che vorrei qui un attimo, anche perché temo di cadere da un sgabello. Vorrei fare questa figuraccia, ecco, così sono sicura. E io mi ricordo quando abbiamo parlato a marzo, e io gli dissi testualmente, prendendo un impegno che non sarei mai stata in grado di onorare: pensiamo a farla virtuale, pensiamo a qualcosa, però almeno non 3, 4 barche le devi mettere in acqua, a costo di essere io sulla quarta. E vi lascio immaginare cosa poteva succedere se io fossi stata a fingere di essere skipper sulla quarta. Per fortuna non mi è toccato. Ci abbiamo creduto insieme, ci siamo detti che i rischi c'erano, ci sono, lo sappiamo perfettamente. Ne parlavamo prima con Tina Novak: se guardiamo la cartina europea noi siamo assediati, perché è tutto rosso scuro. L'Italia ancora se la cava e noi in particolare siamo arancione sbiadito. Però è evidente che in un'epoca nella quale la mobilità anche delle persone, sono 20 anni che diciamo muoviamo le idee, non muoviamo le persone, ma non è vero, perché la mobilità delle idee, dei documenti, degli scritti, delle immagini non può sostituire il contatto personale del tutto, c'è poco da fare. Quindi in un momento di un'era di mobilità globale è ovvio ed evidente che siamo a rischio anche noi. Però io avevo chiesto a tutti i soggetti di sport e di cultura di osare, nel rispetto delle regole, e Mitia Gialuz ha scelto quelle più ferree e ha ragione di averlo fatto, però tutti stiamo facendo, perché io credo che la vita delle persone sia composta da tanti ingredienti, uno dei quali è essenziale, anche se molto spesso non ne si è consapevoli, ed è il bisogno di cultura e il bisogno di sport. Quindi grazie per avere osato ad andare in mare aperto, perché questo è proprio il senso letterale della cosa che volevo dirvi. E grazie anche
a Sergio Bini, che ha capito che io avevo una situazione di difficoltà di budget, ma Ha cacciato la grana. io stavo per usare un'espressione aulica, ha sostenuto per lo spirito di... ha cacciato la grana, effettivamente ha cacciato la grana, l'ha cacciata lui. Io ci ho messo le buone parole, ma lui ha cacciato la grana, ecco. E testimoni tutti che non me li ha richiesti indietro, quindi non se ne parla proprio, è stato zitto. E mi fa particolarmente piacere che in questa occasione abbiamo anche una grandissima vetrina nella quale rilanciare 2 progetti ai quali stiamo lavorando molto con Camera di Commercio, che io, Presidente Paoletti, ho un rapporto, che poi se lo sa Pozzo che lo diciamo mi uccide, ma ho un rapporto particolare perché io e lui ci telefoniamo, ci mettiamo tendenzialmente 90-120 secondi a metterci d'accordo sulle cose e poi le facciamo. E questa è una cultura del fare che è propria della nostra regione, che ne dicano, perché lui è triestino, sono pordenonese, abbiamo tutte le critiche di quel pezzo di regione che sta nel mezzo, ma fa niente, che è tipica nostra. Quindi grazie anche a lui, grazie a Tina Novak. Oggi siamo qui per parlare di Collio Brdà, domani parleremo di Nova Gorizia, anzi scusate, di Brdà Collio. Domani parleremo di Nova Gorizia e Gorizia. Tina Novak è la persona che con altrettanta tenacia di Diego Bernardis, devo dire che si meritano tutte e due un premio, facciamo una riproduzione un po' più piccola di quella coppa lì, se la meritano tutte e due, per la tenacia e la determinazione con la quale dal 2015 cercano di arrivare alla meta. Ci arriveremo, prima che io me ne vada. E grazie anche a Roberto Felcaro, che con tanto di fascia tricolore rappresenta, come comune capofila, comune di Cormons, tutti i comuni del Collio che aderiscono. E io dico sempre a Sergio che ogni tanto mi deve pagare qualcosa, perché io lavoro per confezionare prodotti che lui poi può vendere, però gli porto sempre dei bei prodotti. Ecco, anche questo sarà un bel prodotto per il turismo, come diceva prima giustamente il Presidente Paoletti, non tanto e non soltanto del Collio, quanto dell'intera regione. E ne saremo fieri e orgogliosi. Grazie a tutti. Grazie Assessore. Io prima di dare la parola alla rappresentante Tina Novak, la rappresentante slovena, volevo sottolineare un fatto che forse tutti l'abbiamo pensato ma nessuno l'ha detto, no? Noi oggi qui come Camera di Commercio e come Regione Friuli-Venezia Giulia stiamo a presentare 2 candidature internazionali, insomma in un momento in cui c'è ancora problemi, se vogliamo, un po' fra popoli. Direi che per quanto ci riguarda la Regione, le Camere di Commercio, il mondo dell'economia, insomma Trieste tutta e non solo, e Gorizia, l'amicizia col popolo sloveno c'è e oggi qui lo stiamo rappresentando in maniera tangente e molto seria. Prego. Funziona, sì, grazie mille. Come già sottolineato, entrambi i progetti sono molto importanti per l'intera regione. Noi facciamo parte di entrambi, sia della candidatura UNESCO Brdà e Collio, sia di quella Gorizia e Nova Gorizia per capitale europea della cultura, perché sicuramente i 2 progetti sono importanti non solo per delle città, non solo per dei villaggi, ma per l'intera regione. Io sono sicura che il nostro territorio merita e che comunque i progetti come UNESCO hanno, diciamo, un grande riscontro proprio nel merito del turismo. Noi sappiamo gli esempi di tutti quelli paesi che sono, ovvero progetti che sono entrati di fare parte nella grande famiglia di patrimonio UNESCO, quale potenzialità ha un progetto nell'ambito del turismo. Perciò noi siamo sicuramente quelli che dobbiamo portare avanti il lavoro, che dobbiamo lavorare per alla fine sì, iscrivere Brdà e Collio come un territorio unito come patrimonio UNESCO. Noi comunque collaboriamo su tantissimi progetti, sia culturali, sia sportivi, anche promozionali.
Quest'anno sì, il Covid ci ha fermato un po', però siamo ripartiti subito e per l'anno prossimo sono sicura che se il Covid ce lo lascerà faremo delle grandi cose insieme. È importante anche il percorso, è importante la strada che facciamo insieme e poi sì, diciamo che l'obiettivo è quello, entrare nel patrimonio UNESCO. E sono sicura che con aiuto dell'assessore Gibelli, assessore Diego Bernardis, ok, va bene, e il collega Felcaro di Cormons e anche altri comuni, sì, sì, perché ci deve supportare anche, no? Di quello che ho capito. Un gesto comune, internazionale. Sì, e poi sono importanti anche eventi di questo tipo qua perché ci aiutano a promuovere la nostra candidatura e il nostro lavoro. Ringrazio tantissimo anche il presidente e il direttore della Barcolana che ci ha dato l'opportunità di presentare il nostro progetto. Grazie e in bocca al lupo per la Barcolana. Ok, grazie. Allora, prima di proseguire, 2 parole anche al presidente Mitja Giaro della Barcolana, perché noi due come presidente di Barcolana e presidente di Camera di Commercio abbiamo iniziato 3 anni fa, questo è il 3° anno, questo connubio del territorio Coglio, provincia di Gorizia, ex provincia di Gorizia e Barcolana. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto varie manifestazioni, tra cui anche la vendemmia in vigna filmata e varie altre cose. Oggi siamo per il 3° anno qui in questa collaborazione importante, per cui Mitja, a te 2 parole per noi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io parto da una considerazione riallacciandomi a quanto diceva l'assessore Gibelli. Ci siamo sentiti con diversi assessori regionali nel periodo del lockdown, Tiziana Gibelli, Sergio Bini, ed era un periodo ovviamente difficile, e il supporto che ci ha dato la Regione, convinto, è stato determinante per essere qui oggi. Se la Regione allora ci avesse detto aspettate, non sappiamo ancora, vediamo, oggi non saremmo qui. Quindi davvero voglio ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue articolazioni, perché poi il coinvolgimento della Regione in Barcolana va dai treni, dal potenziamento della logistica, fino alla promozione turistica, passando per la cultura. E quindi davvero grazie, perché non saremmo qui. Grazie alla Camera di Commercio che in questi anni ci ha consentito, di portare avanti dei progetti di promozione del territorio. Mi piace ricordare che l'anno scorso, quando sono montato a bordo della barca che ha vinto, ho bevuto un vino senza confini, prodotto da vigne che erano in parte sul Coglio e in parte sulla Börda, e quello secondo me è stato proprio un manifesto di quello che è la Barcolana e di quello che è questa candidatura, duplice, che si presenta in questa occasione. Quindi chiudo ringraziandovi e dicendo che la Barcolana è sempre disponibile a essere vetrina per l'Italia e per l'Europa di progetti che valorizzano questo territorio, anche questa Barcolana così difficile. Qualche mese fa avremmo potuto dire gettiamo la spugna, è troppo difficile, è troppo complicato, invece abbiamo voluto dimostrare che bisogna andare avanti, non possiamo essere ostaggi del virus, dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, rispettare le regole, ma andare avanti. Buona Barcolana a tutti e in bocca al lupo per i progetti ambiziosi che avete messo in campo. Sono certo che l'assessore Bini li supporterà, come ha supportato in questi anni Barcolana attraverso gli uomini, le donne di Promoturismo e attraverso anche davvero una grande intelligenza e progettualità. Grazie mille. Grazie Mitja. Allora ancora un saluto da parte del sindaco che rappresenta i 9 comuni e poi chiudiamo chiude l'assessore Bini questa Buonasera, manifestazione. Prego. Ringrazio l'assessore Bini per il supporto, quindi anch'io mi unisco a tutti. Assessorato ricco, No, allora, insomma, io rappresento un pochino un territorio, rappresento un po' i sindaci del Coglio, i comuni del Coglio, e in questo grande progetto che abbiamo da circa 5 anni, iniziato dall'amico Diego Bernardis insieme a Tina Novak, ma poi proseguito
con tanti attori che hanno voluto comunque scommettere su questo progetto, perché le grandi opere, i grandi numeri si raggiungono sempre con le persone, si parte dalle persone. Se ci sono delle persone che hanno voglia di fare, hanno le competenze, hanno le capacità, poi i risultati normalmente arrivano. Noi come territorio siamo un territorio che comunque vuole alzare l'asticella, vuole aumentare la sua qualità, non parlando solo ed esclusivamente di prodotto vitivinicolo, ma proprio di territorio, un ambito territoriale che comunque trova un connubio perfetto con il Brda, un connubio naturale con il Brda, e che quindi di conseguenza tramite questo progetto vuole proprio consacrare questa unione. Io ringrazio anche la possibilità di aver avuto attraverso la Barcolana una vetrina importante, ringrazio il Presidente anche della Camera di Commercio Paoletti, insomma, per lo stand e tutto quello che ha fatto, insomma, per dare una mano al nostro territorio, e noi continueremo a lavorare e saremo a disposizione per migliorare quanto più possibile, insomma, sia i progetti attuali che eventuali progetti futuri che dovessero migliorare il territorio del Coglio, ma in realtà portare un'eccellenza che poi può essere e rendere fiera tutta la nostra regione. Grazie. Grazie Sindaco, grazie. Allora, Assessore, a te la chiusura di questo dibattito, di questa presentazione delle due candidature. Prego. Presente. Beh, allora, innanzitutto mi congratulo con Mitja, ma questo non è un congratularsi perché lo si deve, perché ogni anno c'è la Barcolana, perché è una Barcolana sempre più conosciuta in giro per il mondo, perché organizzare la Barcolana quest'anno è stata un'impresa. Penso che tu me lo possa confermare. Eppure anche. Devo dire che in quei giorni bui di lockdown, io e Tiziana ci siamo trovati diverse volte appunto per discutere in merito ai grandi eventi, gli eventi che danno lustro alla nostra regione, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. E quello che abbiamo detto fin dalla prima ora è stato: qua bisogna comunque battere un colpo, perché noi dobbiamo essere capaci comunque, con 1000 sicurezze, e devo dire, guardate, io ho avuto modo di visitare un po', fatto con tutti i crismi, cioè si stanno osservando in maniera puntuale e rigorosa tutte quelle che sono le prescrizioni sanitarie al fine di contenere o evitare contagi. Quindi bravo, speriamo, adesso incrociamo le dita veramente per il meteo, come diceva prima l'ultimo vincitore, che non nevichi, cosa ha detto? Non deve nevicare a 1200 metri, quindi noi ci auguriamo che la neve arrivi dopo in maniera tale che si possa fare una buona Barcolana. È chiaro che la Regione interviene in iniziative di questo tipo, l'ho sempre detto, qua non si tratta di spendere soldi ma di investire soldi per far conoscere la nostra regione in giro per il mondo, e questo noi lo facciamo davvero con piacere. Devo dire anche la Camera di Commercio, l'amico Antonio, state lavorando veramente molto bene, è un territorio questo davvero ricco di entusiasmo e di iniziative, stanno lavorando, crescendo, facendo iniziative, investendo. Bello, te l'ho detto prima, il tuo stand è meraviglioso, ho detto, guarda, è bellissimo, speso soldi ma di qualità, stand di qualità. Che dire poi, Diego, Roberto, sì, questa è una sfida importante, una sfida da Serie A, da Champions League. La Coppa da Champions League è l'iniziativa che voi state portando avanti assieme al sindaco, sono assolutamente di prima fascia. Guardate, il Friuli Venezia Giulia è una fortuna, è una piccola regione, però all'interno ha diverse peculiarità e ricchezze. Quando tu parli di una regione con già 5 siti UNESCO, insomma, mi pare che no? Quando Aquileia, Cividale, Palmanova, le Dolomiti Friulane, Palù, i siti, insomma, manca la sesta perla. Guardate, basta guardare le foto, l'ambiente, basta guardare i numeri di quest'anno. Quest'anno è stato un anno anche per il turismo difficilissimo. Però il Friuli Venezia Giulia, e il direttore Gomiero me lo può confermare, si è dimostrata la terza regione in Italia come capacità di resilienza e resistenza, come capacità di recupero delle presenze rispetto al periodo pre-Covid. Ma questo non avviene per opera dello Spirito Santo, o meglio, in questo caso è avvenuto per opera dello Spirito Santo, nel senso che il Coglio, i nostri territori, i nostri ambienti hanno consentito ai turisti di frequentare una regione bella, percepita, ma è anche, come dire,
non solo percepita, è una regione assolutamente sicura, quindi i numeri sono stati importanti. Siamo l'ultimo miglio probabilmente per l'ottenimento di questo riconoscimento. Io sono certo che con l'impegno che ha sempre contraddistinto i nostri territori, la storia che ci accomuna, perché i progetti che noi abbiamo portato avanti in questi anni ne sono una dimostrazione, non solo da un punto di vista nell'ambito turistico, ma parlo della cultura. Tiziana citava prima la candidatura anche come città della cultura del 2025. E insomma, quindi è una cosa che bisogna assolutamente portare avanti. Quindi da parte della Regione non è che la faccia lunghissima, Antonio, non la faccio, perché poi è bello andare tra gli stand, visitare, provare. Qua ci sono delle degustazioni da fare a proposito di vini, perché qua parlano di vini, quanto buoni sono i vini, ma se non li assaggi, insomma, alla fine devi dare il buon esempio. Poco, ma provare i vini del Friuli Venezia Giulia, il prosciutto. Insomma, abbiamo tante belle opportunità, i formaggi, tante belle opportunità. Quindi io vi faccio gli auguri, incrociamo tutte le dita, porteremo a casa questo risultato. La Regione c'è sempre stata e ci sarà. Quindi buona Barcolana e incrociamo tutte le dita. Grazie. Grazie Assessore, chiudiamo qui con queste belle gigantografie che stanno a significare proprio quello per cui stiamo lavorando, la candidatura Collio Burda. Adesso andiamo a degustare qualcosa che i nostri sommelier ci aspettano. Bene.